Sono nella cucina dell'antica trattoria al Bosco a Saonara. Ciao Stefania, qua in questo mese speciale che è il mese dell'oca, voi siete uno dei ristoranti più rinomati per l'oca. Sì, cerchiamo di portare avanti la tradizione che insomma celebra un po' il Capodanno contadino. Che oggi viene servita con la polenta di mais sponcio e che sta preparando Elisabetta nel piatto. Eccola qua l'oca, con la coscia d'oca arrosta. Ci vuole il suo sughetto. E questa del melograno, che insomma, a proposito di Capodanno contadino, direi che più del melograno è un simbolo di abbondanza. Ecco qua, lo speck d'oca con dolce d'uvetta e il burro all'arancio. Signori, pronti il caffè. Questo locale viene fondato dalla mia famiglia nel 1980, si è collocato in un tessuto dove c'era l'osteria molto presente, quindi anche con un banco dei sponcioni e la trattoria è cresciuta piano piano. Dal 90 c'è stata la svolta che poi ci ha portato ancora al percorso attuale, abbandonando il bar però favorendo la ristorazione. Mio papà si è distinto soprattutto per la ricerca della qualità e l'identità della cucina padovana. Grazie Stefania, da Saonara, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.